Dopo la busta con proiettili recapitata al sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, il presunto autore del gesto era tornato sotto il comune ieri urlando e inveendo solidarietà e ferma condanna degli episodi da parte delle istituzioni, e arriva l'invito del presidente dell'Anci Veneto agli amministratori, spesso esposti ad atti intimidatori, a fare squadra. È l'ennesimo atto intimidatorio e minaccia nei confronti di un sindaco. Tutta la nostra solidarietà e vicinanza al sindaco Bevilacqua. Ricevere questo tipo di intimidazioni anche addirittura attraverso buste con pallottole è davvero sgradevole e mina quella sicurezza e serenità che devono essere invece una delle caratteristiche di coloro che decidono di amministrare il bene comune e di servire la propria comunità. Quindi condanniamo convintamente questi gesti. La cosa che dobbiamo evitare è che il sindaco si senta da sola, no? Intanto per martedì 23 maggio è stato convocato un consiglio provinciale straordinario ad Arzignano in cui saranno invitati tutti i sindaci dell'area proprio per manifestare vicinanza e solidarietà alla prima cittadina, bersaglio delle minacce da parte dell'uomo che è stato denunciato e destinatario di un avviso orale emesso dal questore, oltre ad essere stato sottoposto a vari divieti, tra cui quello di possedere armi e liquidi idonei ad arrecare offese alle persone. Un caso isolato nel panorama vicentino che annovera nei primi mesi del 2023 un trend relativo agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori in calo rispetto al 2022, in cui nell'arco dell'anno sono stati registrati dalla prefettura 13 episodi, molti dei quali riconducibili a contenuti ingiuriosi via social. Anche nella provincia di Vicenza il trend è in diminuzione. Tra l'altro l'Osservatorio nazionale per la valutazione e l'esame degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori, ecco, ha confermato questo trend in diminuzione che già si era registrato nel 2022, quindi anche nel primo trimestre del 2023 è confermato il dato in decremento.